Caro Vescovo Riccardo, grazie. Beh, intanto un grazie per il suo sì, per il quale, come ci ha chiesto, non mancheremo di pregare. Grazie. Grazie per il vostro lavoro, grazie per il vostro servizio per aiutare gli altri, penso in particolare alle persone ammalate o inferme che non hanno potuto essere presenti, magari le avrebbero anche desiderato, hanno potuto grazie a voi. Ecco, è così li saluto con un modo tutto particolare, una preghiera per loro e chiedo anche a loro che preghino anche per la Chiesa di Vittorio Veneto, per il Vescovo, ecco, in comunione. Grazie, le chiediamo un'emozione a caldo dopo questa bella celebrazione. L'emozione è la serenità di sapere di essere al posto giusto, l'emozione di vedere volti, tanti bei volti, e la voglia anche di cominciare, ecco, dopo le feste a vivere la vita quotidiana qui nella diocesi, nella bella diocesi di Vittorio Veneto. Grazie, come ci ha invitato Patriarca Moraglia, non mancheremo di camminare insieme alla luce di Gesù. Con Gesù, sapendo che Lui ci guida in maniera molto discreta, ma ci permette di andare avanti nella speranza. Adesso grazie. Vado perché altrimenti grazie, certamente. siamo raggiunti.